nutrienti assicurati ed energia altrettanto assicurata. Certo. Invitiamo tutti a Longi anche il 31? Sì, il 31 siamo ancora qui. Un saluto a tutti da Francesco Galati della Compagnia delle Serenate e da Longi. Con un buon bicchiere di vino siamo a posto. Non vi sono alibi per non vivere queste esperienze, allora salutiamo gli amici di Bella Sicilia. Ciao. Un caro saluto. Ciao. E invitiamo tutti il 31? Vi aspettiamo il 31. A Longi il 31 di ottobre. Potete gustare anche un arancino, salsicce e porcini. Sedano, cipolla, carota, fagioli e cotella. Buonissimi, friabili. Eccellenti. E torneranno anche tutti coloro che si stanno guardando il 31 ottobre per... Speriamo, per assaggiarla. Allora, lanciamo l'invito. Ecco, venite a trovarci e venite a gustare la trippa con patate, carote, sedano e olive. Aspettiamo a Longi il 31. Spero che veniate a gustare i nostri prodotti perché si sciolgono in bocca veramente dalla bontà, quindi vi aspettiamo. Ed è stato un viaggio davvero grandioso. Buonasera ragazze. Buonasera. Voi fate parte di InfoPoint. InfoPoint, quindi date tutte le informazioni alle E persone. anche volantini per capire dove sono situati i vari stand. Cosa consigliate? Facciamo finta che sono un turista che è appena arrivato. Io consiglierei gli spiedini che si trovano salendo per queste scalinate in cui c'è anche un punto di scopa lungitana e altri stand. Tu? Io Inviti maccheroni. tutti? Maccheroni? Io la pizza con la salsiccia e le noci. Ah, Buonissimo. Questo e tanto altro vi aspetta a Longi. Un caro saluto. In tanti guardando il video hanno detto peccato, avrei voluto esserci anch'io, ma a questo si può rimediare. Certamente, allora chi non è potuto venire questa sera potrà recuperare venendo il 31 che ripeteremo tutte le attività che ci sono questa sera e quindi l'anno scorso il 31 è andato ancora meglio perché magari si è fatta più pubblicità, ancora sono piccole manifestazioni, ma ripeto come ho detto l'altra volta, grazie alla presenza di Onda TV faremo sempre in modo di fare conoscere questa manifestazione a più gente, soprattutto non è tanto per la manifestazione ma è per far conoscere il nostro territorio. L'importante è che questo messaggio arrivi alla gente e conosca il nostro paese, poi se vengono alla manifestazione sono gratitissimi e siamo felici della loro presenza, altrimenti ci siamo fatti conoscere in questo modo. Sindaco, ma cosa abbiamo visto questa sera in questo percorso? Abbiamo visto meraviglie, cose meravigliose, abbiamo visto le nostre strade, abbiamo visto la nostra storia, abbiamo visto perché il cibo è storia e tante altre cose belle da vedere ci saranno. A proposito di sapori, cosa abbiamo gustato? Abbiamo gustato i maccheroni, abbiamo gustato le polpette, abbiamo gustato i legumi con le cotiche, abbiamo gustato tutto il cibo cosiddetto povero ma che in realtà è la storia delle nostre tradizioni, è la storia di questo paese. Invitiamo tutti il 31 a rinnovare, a rivivere queste emozioni. Sì, vi aspettiamo tutti il 31 dalle 8:30 per gustare assieme a noi e per rivivere un'altra bella serata come questa. Grazie Sindaco, un caro saluto da Longi e al prossimo video. Arrivederci. Questo evento ormai è un appuntamento annuale, da diversi anni ricade in questo periodo, in pratica il 31 ottobre compre festivo è l'ultimo sabato prima del 31 ottobre. È un appuntamento che i longesi attendono perché c'è da assaporare ottimi cibi, c'è un buon divertimento. Quest'anno, come avete visto, ci sarà pure un convegno sul turismo esponenziale. E allora invitiamo tutti il 31 ottobre a rivivere tutto questo. Certamente, il 31 ottobre vi aspettiamo qui a Longi per rivivere note di gusto.